Sarà la Bocciofila alle Valli di Sindacale a rilanciare sportivamente lo storico bocciodromo Rubazzar di Portogruaro, impianto che, in particolar modo nel secolo scorso, ha ospitato anche eventi di caratura internazionale. Da qualche mese ha cambiato gestione passando all'organizzazione di volontariato Auser il Ponte di Concordia e Sagittaria e Portogruaro, che si occupa di disabilità, la quale ha individuato il partner ideale per aprire un nuovo corso proprio nel sodalizio concordiese. Dal 27 gennaio, infatti, il bocciodromo è tornato ad ospitare la Serie 2 della specialità volo. Sì, l'anno scorso abbiamo affrontato il campionato nazionale di Serie 2 molto ben ospitati dal bocciodromo di Torre di Pordenone. Quest'anno, un attimino per rinverdire i vecchi fasti di questa struttura, ci hanno invitato a partecipare, quindi a giocare in questi gloriosi campi che ha visto fior di giocatori nel passato. Sinceramente a noi è andato anche un po' meglio, perché comunque avremo la possibilità di avere molti più tifosi nelle gare casalinghe, quelle che giocheremo internamente, e speriamo di ben figurare e di giocare un ottimo livello. La speranza della Bocciofila alle Valli è di aver finalmente trovato una sistemazione in pianta stabile, mettendo così fine al continuo peregrinare per i bocciodromi del nord-est, questo stante l'assenza di un'adeguata struttura al coperto a Concordia, che con molta probabilità mai sarà realizzata. Sì, diciamo che fino a 4-5 anni fa non avevamo l'esigenza di disputare campionati all'interno di strutture adeguate, perché sfruttavamo i nostri campi esterni, perché i campionati minori cui eravamo abituati a fare si svolgevano d'estate. Adesso ovviamente aumentano sicuramente le spese, cui speriamo l'amministrazione comunale ci possa venire incontro, perché ricordiamo, e non tutti lo sanno, che le bocce comunque sono uno sport tra i 10 sport italiani con maggior numero di tesserati, per cui non vorremmo mai sentirci uno sport di Serie B, e quindi speriamo in un aiuto concreto da parte dell'amministrazione. Nella prima fase la Bocciofila alle Valli è stata inserita nel girone Est, un raggruppamento a 6 con Spilimberghese, Villa Raspa, Codroipese, Cusignacco ed i cugini neopromossi della Granata Portogruaro, i quali però da qualche stagione sono emigrati nella vicina Fossalta, prendendo pieno possesso del locale impianto sportivo. L'obiettivo dei concordiesi è sempre quello di lottare per la permanenza in categoria. Sicuramente gli obiettivi saranno gli stessi dell'anno scorso, perché oggettivamente è brutto dirlo, ma affrontare campionati superiori alla A2 oggettivamente non sono alla nostra portata. Abbiamo l'intenzione di valorizzare i giovani che abbiamo all'interno della squadra. Abbiamo perso un paio di pedine importanti, però contiamo appunto di valorizzare giovani come ad esempio Alessio Fragliola, che è un ragazzo di cui sentiremo parlare oggettivamente. In ogni caso abbiamo anche Marco Ormellese, che è pur sempre un campione del mondo e che per motivi di lavoro non può affrontare campionati di categoria superiore alla nostra, per cui abbiamo l'onore di poterlo ospitare nella nostra squadra, e sono sicuro che sarà l'elemento che ci trainerà verso l'obiettivo prefissato della salvezza.